Bene, eccoci qua anche oggi. Con noi in studio c'è Matteo Ribon, che è il segretario della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Recentemente proprio l'osservatorio curato dalla CNA ha dato dei dati sull'andamento trimestrale della congiuntura per l'economia veneta. Allora, troppo facile dire che insomma le cose arrancano. Sì. Purtroppo la situazione non è una situazione facile, avevamo visto qualche andamento positivo nella parte relativa al terzo trimestre, però complessivamente insomma, la situazione è difficile, avevamo previsto un calo del PIL del 9,4% e questo è stato praticamente confermato. C'è una situazione che è ancora poco chiara rispetto all'andamento delle aperture e chiusure delle imprese, perché c'è una situazione che è particolarmente congelata, così come la parte relativa all'occupazione, sulla quale si evidenzia un calo delle rinnovi per quanto riguarda i contratti da tempo determinato, però siamo ancora in attesa di vedere, insomma siamo ancora in qualche maniera in attesa della situazione legata al blocco dei licenziamenti, che è una situazione che per il momento è prorogata e consente di mantenere un'occupazione. Il tema interessante è quello che riguarda un po' la questione degli investimenti, che seppur in un calo complessivo sta dando dei segnali di particolare vivacità, soprattutto in alcuni settori. E qui mi riferisco in particolar modo a tutta la partita che riguarda il sistema casa, per cui il tema del super bonus, degli eco bonus in generale, sta vedendo una particolare propensione all'investimento anche da parte non solo delle imprese strutturate, ma anche da parte dei privati. Quindi da questo punto di vista qui possiamo prevedere che da questo ambito ci potrà essere una crescita, uno sviluppo. Altri settori invece sono in estrema difficoltà, nell'ambito manifatturiero, in particolar modo il settore della moda e tutti i settori che sono legati collaterali al turismo, che vive una situazione noi abbiamo definito ground zero, insomma deve ripartire ex novo in un'ottica diversa. Il fatto che tenga il settore del mobile è collegato al discorso edilizio? Sì, nel senso che c'è particolare attenzione in questo momento alla casa, legata al fatto che comunque le persone stanno di più all'interno della propria abitazione e comunque hanno anche più tempo da dedicare al contesto familiare, però c'è un collegamento legato a tutti gli effetti che dicevo prima dei bonus, per cui prevediamo uno stimolo da parte del bonus mobili, uno stimolo da parte del bonus legato al cambio della rubinetteria, tutta una serie di questioni che sono legate poi al tema dell'efficientamento e riqualificazione del contesto della casa. Il legno arredo da noi è un settore interessante perché comunque negli anni ha saputo innovarsi e anche agganciarsi ai mercati internazionali. Su quello adesso sicuramente ha una flessione, però potrà ripartire anche in maniera diversa nel momento in cui si apriranno un po' le frontiere. È un periodo in cui si sta parlando della crisi dei distretti industriali produttivi. Voi avete questa percezione nel Veneto? Credo che il ragionamento che deve essere fatto è che più che distretti adesso dovremmo ritornare a parlare di filiere. E le filiere purtroppo non sono più nelle stesse dinamiche dei vecchi distretti industriali che abbiamo conosciuto nel nostro territorio nel nord-est, perché comunque lo spazio e la relazione tra le imprese è modificato. Parliamo ad esempio dell'ambito, non so, della metalmeccanica, una volta era concentrato in alcune aree anche fisicamente strutturate, adesso per una serie di relazioni che sono legate più al mercato che a altre partite, si allargano gli spazi e ci sono delle dinamiche diverse. Da questo punto di vista io credo che la scelta che deve essere fatta adesso è quella di individuare quali sono le filiere strategiche su cui investire, e nella manifattura ce ne sono diverse, biomedicale, moda, tutta la partita che riguarda il 4.0, per cui legato all'ambito della meccanica, alcune filiere che sono decisamente strategiche per il nostro paese, per le competenze e per quello che sono tutte le varie realtà che operano all'interno, e provare a puntare su queste per trainare anche gli altri. Quindi i distretti cambiano in un'ottica di filiera più larga. Secondo voi è lì che bisogna investire le risorse del recovery plan? Io aggancerei E per questo quanto riguarda il ragionamento. Veneto in particolare, dove? Noi abbiamo fatto diverse proposte anche alla Regione Veneto che sta
aveva iniziato a stendere una lista di possibili azioni e adesso si sta riapprocciando nel momento in cui insomma, è stato ripreso in mano un po' anche dal nuovo governo l'approccio relativo alle risorse europee. Noi abbiamo individuato 3 macro settori di riferimento, abbiamo parlato di manifattura, abbiamo parlato dell'ambito delle costruzioni della casa e abbiamo parlato anche del turismo. Questi 3 ambiti qua sono 3 settori che hanno la capacità, se c'è un investimento anche da parte pubblica, quindi risorse che devono essere messe con criterio da parte anche della scelta strategica che viene fatta sul Next Generation, possono trainare anche altri comparti. Quello che ci deve essere di attenzione è il fatto che ci sia un collegamento forte col territorio. Noi l'abbiamo detto più volte, le regioni trainanti del Paese, le regioni trainanti che producono dal punto di vista produttivo buona parte del PIL, devono essere quelle che in qualche maniera devono essere messe nelle condizioni di spingere soprattutto nella prima parte, perché l'Europa ci chiede progetti concreti, ma soprattutto ci chiede tempi ed efficacia certa. Certo. Quindi se vogliamo ricevere via via le risorse procedure entro il 2023 e rendicontazione dobbiamo entro il dimostrare 26. dei risultati. Da questo punto di vista, dove possiamo dimostrarli in tempi rapidi, dove c'è una reazione forte, il tessuto della piccola impresa veneta e comunque della parte nord Italia è in grado di dare delle risposte immediate anche di effetti nel territorio. Su questo credo che ci sia una necessità anche di riprendere un dialogo con tutte le parti sociali per definire assieme come gestire questa partita anche a livello veneto. Ci sono stati indicati molti progetti, molti dei quali facevano parte anche di espressioni ormai dimenticate da tempo. Non dobbiamo ragionare con una lista della spesa, dobbiamo entrare poi nell'ambito dei vari progetti e capire ad esempio quali sono oggi necessari per lo sviluppo dei prossimi anni. Conoscendoci da anni mi permetto un dato personale, sapendo la sua propensione per il mondo dello spettacolo, dell'audiovisivo e del cinema. Questa filiera è una filiera su cui abbiamo posto particolare attenzione negli ultimi anni perché anche in questi recenti giorni si è vista un'attenzione da parte dei contesti internazionali a realizzare dei set all'interno del nostro territorio, soprattutto in un momento, pensiamo a Venezia, in un momento in cui non c'è una forte pressione dal punto di vista turistico e quindi è più facile poter svolgere set cinematografici. Noi qua abbiamo delle grandi competenze e soprattutto abbiamo un territorio che può essere vocato anche a una relazione col turismo. Cinema e turismo, da un certo punto di vista, possono essere un abbinato interessante. L'altro aspetto che noi abbiamo più volte visto, di cinema non si occupano, non si occuperanno solamente le imprese che hanno creato maestranze in questo ambito, perché ci potrebbe essere uno spazio di mercato da parte di molte imprese che al momento non hanno avuto a che fare con questo mondo. Penso ai fotografi, penso al mondo della moda, inteso come al mondo dell'alimentazione, al mondo dei servizi. Questi hanno guardato sempre il cinema come un effetto di nicchia. Oggi invece potrebbe essere un effetto di slancio anche per dinamiche di mercato nuove. Tra i vostri comunicati ce n'è uno che ha un titolo particolarmente stimolante, che è la transizione green passa attraverso la condivisione dei consumi. Voi parlate di comunità energetiche, vale a dire? Allora, le comunità energetiche sono praticamente dei gruppi realizzati attraverso la relazione tra imprese e privati, dove esiste fondamentalmente la capacità di condividere l'energia che viene accumulata e prodotta attraverso l'utilizzo del fotovoltaico piuttosto che altri sistemi da parte di una realtà imprenditoriale. Da questo punto di vista abbiamo fatto un accordo importante con una struttura che ha delle competenze internazionali e storiche con l'obiettivo di trovare la modalità di relazionare le imprese nella condivisione dei consumi e soprattutto mettere in relazione con il territorio questa cosa. È una partita che in Europa è già iniziata in alcuni paesi, ma che l'Italia si trova in forte ritardo per una serie di motivazioni legate anche all'applicazione delle normative comunitarie, cosa che succede anche in altri ambiti,
Però recentemente insomma, abbiamo superato questo gap dal punto di vista normativo e si apre una partita interessante anche per legarla a quella che dicevamo prima, gli eco-incentivi e il super bonus e le qualificazioni energetiche e per trovare una strada per essere dei produttori di energia in autoconsumo, cioè nel senso noi abbiamo la possibilità di utilizzare più fonti alternative e nel momento in cui le accumuliamo anche utilizzarle nella condivisione con gli altri. È un cambio di mentalità intelligente che potrebbe consentirci di essere meno dipendenti dalle partite energetiche che ovviamente non fanno parte del nostro paese, ma insomma non sono naturali, connaturate alla forma del nostro paese. Concluderei, abbiamo parlato tanto di Europa, concluderei con un dato più prettamente locale, tipico peraltro dell'Italia, l'artigianato e il maestro artigiano. La Regione Veneto ha in corso un iter per la definizione di una qualifica di maestro artigiano, cui voi applaudite, insomma condividete questo percorso. Qui abbiamo condiviso con la Regione un percorso di riforma della legge dell'artigianato, che comunque è una delle potestà regionali, per cui insomma, nel 2018 abbiamo modificato la legge e dentro a questa legge è stata inserita l'idea di maestro artigiano e bottega scuola. La prima cosa che abbiamo fatto è togliere dall'idea che questo è esclusiva competenza dell'artistico e tradizionale, ma portarlo in tutte le professioni dell'artigianato. Questo per dare un respiro anche di rilancio dell'immagine dell'artigianato, perché maestro artigiano può essere un parrucchiere, può essere un'azienda che realizza siti web, ma può essere anche ovviamente un'azienda orafo, un imprenditore orafo. Questo collegato all'idea di bottega scuola perché uno dei temi centrali che noi ci proponiamo è quello della trasmissione delle competenze. Il maestro è colui che è in grado di trasmettere le competenze e di avere una capacità manageriale per poter organizzare l'azienda. Si apre una nuova partita adesso che nei prossimi mesi mi auguro ci vedrà protagonisti assieme ad altre regioni nello scacchiere nazionale, che è quella di riforma della legge quadro dell'artigianato a livello nazionale, che è ferma dal 1985. Quindi noi abbiamo fatto un pezzo veneto importante e portiamo in dote questa cosa sulla partita nazionale per poter arrivare a una nuova idea dell'artigianato e di artigianalità, che tutto sommato, non dimentichiamoci, è uno dei pochi comparti che è stato previsto all'interno della nostra Costituzione ed è scritto in maniera esplicita che lo Stato italiano tutela e favorisce lo sviluppo dell'artigianato. Questo precetto, secondo me, è un elemento importante anche per guardare al futuro e non solo al passato. Grazie. Tanti temi quindi sul tappeto, come vedete anche dai fogli, dalle comunicazioni che ho davanti a me. Grazie a Matteo Ribon, che ricordo essere il segretario della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Buon lavoro. Buon lavoro. A voi la prossima.